C'è gioia e c'è emozione. La mostra dell'artigianato torna in via Mezzaterra, torna in Piazza Maggiore. Per chi l'ha pensata, voluta molti anni or sono, è un ritorno alla vita per un settore che in quegli androni, in quegli spazi su quei marciapiedi, aveva trovato la sua collocazione ideale. Per gli artigiani la mostra artigianato è iniziata 35 anni fa perché un gruppo di giovani di allora, tra cui c'era anche il sottoscritto, hanno deciso di fare qualcosa per Feltre e per i suoi artigiani, e non solo per gli artigiani di Feltre, ma per gli artigiani allora era di tutta la regione del Veneto. Adesso la manifestazione si è allargata, ci sono artigiani che vengono da tutta Italia e questo è molto importante. L'arte del lavoro manuale, quello che i giovani sembrano non amare più, ma che proprio nei giovani trova nuova linfa, con nuovi stili, nuove fantasie, nuovi oggetti creati per arricchire chi ne entra in possesso. La mostra dell'artigianato è lavoro, creatività, passione. Quando è stata messa in cantiere questa 35esima edizione, l'Italia e il mondo intero erano fermi. Crederci poteva sembrare un azzardo, ora è una bellissima realtà. È una delle primissime manifestazioni a svolgersi in un centro cittadino a livello nazionale e probabilmente anche europeo. La città è stata fatta dal saper fare delle mani. La mostra artigianato è arrivata alla 35esima edizione, è nata per cercare di valorizzare il lavoro degli artigiani e per riportare gli artigiani in centro storico. È un momento fondamentale per la città, per la nostra storia, e è benissimo che dopo il Covid siamo riusciti a ripartire.